Salutiamolo, non l'abbiamo fatto prima. Ci siamo trovati questa sera qui a San Benedetto Po, nella collezione di Luca, che ci ha gentilmente concesso per svolgere la nostra tradizionale cena annuale con la consegna di alcuni riconoscimenti agli atleti più vittoriosi e ai collaboratori di questa importante realtà per il ciclismo mantovano e non solo. Noi siamo una società specializzata nella mountain bike con sede qui a Mantova, che però ha atleti di tutto il nord Italia. Facciamo gare a livello nazionale e non solo, di mountain bike durante tutto l'anno e di ciclocross nella stagione invernale. Abbiamo ottenuto quest'anno una importante serie di riconoscimenti sui campi di gara e ci stiamo spostando, cercando di creare un vivaio giovanile per appunto ampliare nei prossimi anni quello che è il nostro settore giovani. E molto importante è il campo gara che abbiamo sviluppato negli anni precedenti, negli anni scorsi qui a San Benedetto Po, il Bike Park della Collina del Po, che è un luogo estremamente importante per la formazione dei futuri bikers che faranno parte del vivaio appunto giovanile dei prossimi anni. Sono qui da un anno in questo team. Questa sera ho avuto la possibilità e la fortuna di partecipare a questa cena di fine anno, e dove ho avuto modo anche di scoprire una realtà amatoriale e specialmente giovanile, dove dei volontari, delle persone con una gran passione per il ciclismo e anche un grande senso di sacrificio fanno crescere dei giovani e danno la possibilità di correre a degli amatori come sono io e come tanti miei compagni. Guarda, è un grande gruppo di amici per ricordare una stagione meravigliosa. Firmato Andrea Glanzer. La serata è stata positiva perché è una delle poche società che nel mantovano corrono con le mountain bike, e credo che sia una delle poche. Dunque hanno anche un bel settore giovanile, stanno lavorando per portare sulla bicicletta dei giovani, e questo è molto interessante e per il futuro credo che sia una risorsa per quanto riguarda il Comitato Provinciale di Mantova. Loro hanno anche qua un circuito fisso per fare sia mountain bike che ciclocross, vengono anche da altre società per utilizzare questo circuito, e credo che nel futuro sia così un vanto per tutto il Comitato Provinciale di Mantova e per tutto il movimento mantovano del ciclismo. Molto probabilmente verrà fatto ancora il circuito di mountain bike per giovanissimi, le 5 o 6 prove, credo che sia una prova in più, e poi per quanto riguarda Mantova Europea dello Sport, che è il 2019, molto probabilmente faremo una corsa di un certo livello sul circuito del Tè.